Truffa aggravata, autoriciclaggio e utilizzo di denaro di provenienza illecita. Ecco di cosa sono accusati 13 imprenditori dopo che la Guardia di Finanza di Trieste ha smascherato un giro d'affari illegale afferente al cosiddetto bonus facciate. I militari hanno sequestrato in tutto 3 milioni e 750 mila euro. Si tratta di crediti d'imposta fittizi. Ma andiamo con ordine. Per beneficiare illecitamente dei bonus edilizi connessi alla cessione dei crediti maturati, consentite e poi limitate dal governo, a partire dal 2022 una società edile con sede fuori regione ha potuto accumulare un grosso importo di crediti d'imposta fittizi che, attraverso diverse operazioni di cessione a terzi, sono stati convertiti in denaro liquido presso uno sportello delle Poste Italiane a Trieste. A rivelare il grosso giro d'affari è stata la minuziosa analisi della gestione di una ditta individuale operante nel settore della termoidraulica con sede nel capoluogo regionale. I finanzieri hanno ricostruito tutte le operazioni precedenti all'acquisto di un credito d'imposta del valore di €500.000 ceduto da quella società edile con sede fuori regione che lo aveva originato. Un'operazione d'acquisto considerata fin da subito sospetta, poiché portata a termine senza l'apparente pagamento da parte dell'impresario triestino. Ma in realtà il beneficio economico consisteva proprio nella possibilità di liquidare agevolmente tramite lo sportello delle Poste Italiane quell'importo di credito da €500.000, della cui origine illegale i due imprenditori erano perfettamente consapevoli. La maxi indagine ha permesso quindi di far luce su un sistema di compravendita di crediti d'imposta fittizi che ha coinvolto in tutto ben 13 imprenditori residenti in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Calabria. Gli indagati sono stati tutti denunciati.